Spero siate comodi, il viaggio sta per iniziare. Benvenuti su Padova Segreta, quando la storia incontra il mistero. Oggi ci troviamo a Cervarese Santa Croce e vi parleremo di una villa poco conosciuta. Ci troviamo a Villa Trento. Villa Trento risale al XVI secolo ed è stata costruita inglobando il monastero benedettino risalente al IX secolo. Il monastero è stato costruito per promuovere opere di bonifica della zona circostante. Documenti recenti hanno certificato che nelle vicinanze esisteva anche una chiesa dedicata a Santa Croce, di origini paleocristiane, meglio identificata come Oratorio della Santa Croce. La famiglia dei Conti Trento abitava a Padova nel quartiere Duomo. I loro possedimenti a Cervarese Santa Croce risalgono al 1544 e rimangono proprietari dei beni fino all'aprile del 1804, quando l'ultimo erede, Decio Trento, morì lasciando tutto in eredità agli eredi Francesco e Alessandro Papafava, che ereditarono anche il palazzo di via Marsala, conosciuto da tutti i padovani come Palazzo Papafava. La famiglia Trento dimorò a Cervarese fino alla caduta della Serenissima Repubblica di Venezia e successivamente cedette la proprietà al demanio, poi ai conti Valmarana di Vicenza e infine alla famiglia dei Lampertico nel 1972. Nella prima metà del 1500 si affermò l'architetto Andrea Palladio, padovano di nascita ma vicentino di adozione. Con il Palladio l'architettura rinascimentale nell'entroterra veneto raggiunse il suo massimo splendore, tant'è che la parte più imponente della villa è la facciata dall'inconfondibile stile palladiano con l'ariosa loggia sopraelevata. Sulla sinistra della villa si eleva la torre colombara, datata in epoca ancora più antica e risalente al Medioevo. Alle fondamenta di detta torre sono stati identificati i resti di precedenti costruzioni, che confermano la costruzione di un antico monastero benedettino. Ora la villa è privata con annesso maneggio dell'associazione ASD Ecus Villa Trento. Villa Trento custodisce al suo interno alcune curiosità storiche. Difatti in alcune stanze ci sono dei graffiti fatti presumibilmente da soldati austriaci durante i moti del 1848. Infatti storia vuole che qui vicino c'è il castello di San Martino della Vanezza, che proprio in quel periodo, che era adibito a locanda, l'oste aiutasse i rivoluzionari a guardare il Bacchiglione per scappare dalla polizia austriaca. Vista l'importanza storica di questo luogo, abbiamo deciso di piazzare dei registratori per poter monitorare gli ambienti contraddistinti dai graffiti. Speriamo e auspichiamo di captare qualche file audio interessante.
Sei ancora qua con noi? Sei ancora qua con noi? Tutto a posto? Amici,